Alberto Rodriguez, è una grande soddisfazione, una grande vittoria che vi rilancia in campionato. Sì, diciamo che giocando in casa è una partita fondamentale perché la settimana scorsa non è andata bene e quindi avevamo bisogno di un risultato positivo, soprattutto giocando in casa. Sappiamo che noi per esempio già sappiamo bene che giocare fuori casa non è facile e quindi serve anche per noi, dobbiamo fare di casa nostra il campo nostro, un campo molto difficile per le altre squadre. 3 punti fondamentali che ci mettono, speriamo, in una zona tranquilla della classifica e che ci dà fiducia per continuare a lavorare. Senti, c'erano presenti questa sera De Poli, direttore sportivo del Padova, e il vice allenatore della prima squadra Lavezzini. State interessando proprio un po' tutti. Per noi è un piacere che loro siano qua, che seguano anche il calcio a 5 e niente, appena adesso ho parlato con Fabrizio De Poli e le ho detto che venga spesso perché ci ha portato fortuna. Beh, avete disputato un primo tempo direi perfetto. Primo tempo molto buono, molto ordinati, abbiamo concesso pochissimo a loro e abbiamo sfruttato le nostre occasioni che altre partite ci hanno mancato. Secondo tempo abbiamo subito quel primo gol loro da un calcio d'angolo per noi, una ripartenza, è uno sport nel quale noi avevamo bisogno del risultato e quindi quando fanno un gol diciamo un po' te blocchi, loro prendono un po' di fiducia e diciamo che lì la partita è cambiata un pochettino. Alla fine abbiamo tenuto duro, penso che tutto sommato la vittoria è meritata. Insomma, come dire che dobbiamo sempre soffrire. Purtroppo dobbiamo sempre soffrire perché vabbè, le squadre sono buone squadre, campionato molto tirato, campionato equilibrato dove ancora non si è definito quali sono diciamo, le 2 o 3 squadre diciamo, un po' più forti, la classifica è stretta, qualunque può vincere qualunque, è stata anche questa partita, primo tempo nostro molto buono, secondo abbiamo sofferto tanto. È buono aver saputo soffrire perché è importante sapere quando dobbiamo soffrire e abbiamo saputo e niente, è importante questi 3 punti che ci daranno sicuramente tranquillità per lavorare in settimana e per affrontare la trasferta settimana prossima. Di sicuro state facendo divertire un gran pubblico che vi segue ogni venerdì sera qui al Palagozzano, quindi un invito anche a chi ancora non è venuto a venire. Sì, ovviamente questa è casa vostra e noi siamo grati di invitare a tutti quanti a venire a vedere questo spettacolo, soprattutto perché giochiamo con ragazzi molto giovani che secondo me lo fanno molto bene. Niente, di qua un invito a tutti quanti che ci diano una mano perché abbiamo bisogno di quel sesto uomo nostro in campo che è il nostro pubblico. Tutto sommato non ci lamentiamo perché per i campi dove siamo andati diciamo che siamo molto contenti del pubblico che sta venendo a vederci. Quindi di qua ringraziare a tutti quanti per il sostegno, per l'appoggio che ci stanno dando. Grazie mille. Anche perché lo spettacolo è assicurato. Lo spettacolo penso che è assicurato, noi ci piace giocare a calcio 5 scambiando parecchio la palla, proviamo a proporre, visto che abbiamo una squadra giovane, proporre di gradire il pubblico e di arrivare in porta giocando raso terra, tenendo tanto possesso palla. Penso che per quello che sento della gente che sta venendo a vederci sono contenti di quello che stiamo proponendo e quello diciamo che mi dà fiducia, ci dà fiducia per continuare a far così. Ecco.